Buongiorno a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione del gioco d'azzardo organizzata da UL6 Euganea in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, ovvero il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Parma, l'ANCI del Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. Ringraziamo sentitamente anche le molte realtà che hanno collaborato per realizzare questa settimana di incontri e naturalmente TGR Rai e Telepadova che sono i nostri media partner. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6 e quindi ringraziamo tutte le persone che in questa settimana si sono collegate, hanno partecipato molto attivamente ponendo attraverso i canali social le loro domande e facendo i loro commenti e apprezzamenti per l'iniziativa. Vi invitiamo a condividere le nostre dirette sui vostri social e vi ringraziamo per questo supporto. Il titolo di questa prima edizione della settimana della prevenzione del gioco d'azzardo è Siamo tutti in gioco, un titolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra intenzione di rivolgerci non solamente agli addetti ai lavori, ma a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone che svolgono un ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni, quindi genitori in primis e poi insegnanti, educatori e molte altre persone sensibili. Sono stati con noi in alcune occasioni anche i ragazzi stessi, in presenza qui nella Sala della Carità con i loro insegnanti, ma anche in videocollegamento dalle loro classi in tutta Italia. Bene, quindi questa settimana di appuntamenti è una settimana che vuole essere il più possibile variegata e quindi non abbiamo avuto solamente degli esperti di gioco d'azzardo e di dipendenze, ma anche esperti di comunicazione, esperti del mondo della legalità e campioni dello sport, come è avvenuto ieri mattina, professionisti del mondo digitale, come sarà quest'oggi. Tutto il programma lo potete trovare nel nostro sito www.cambiogiocul6.it dove ci sono anche i materiali per condividere l'evento sui vostri social e dove soprattutto resterà traccia di questi incontri perché potrete consultare ancora i video di questi incontri e rivedere il contributo dei nostri relatori. Oggi abbiamo qui con noi come ospite in sala il professor Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino, Cinto Euganeo e Vo, che ringraziamo per la sua presenza e che al termine, grazie a lei per essere qui con noi, al termine della relazione del nostro ospite di oggi ci aiuterà a fare una prima considerazione e a porgere eventualmente la prima domanda. Passo la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra, responsabile del progetto Cambio Gioco dell'UL6 Euganea e di questa settimana di appuntamenti. Benvenuta dottoressa. Grazie, benvenuti a voi, da chi ci segue da casa. Ormai abbiamo quasi una community perché abbiamo visto che tante persone ci stanno seguendo un po' in tutti i nostri eventi. Oggi vi porto i saluti da parte del direttore del Dipartimento, il dottor Vito Sava, e sono molto contenta dell'intervento che andremo a sentire perché chiude, non so se proprio chiude, ma insomma è dentro un cerchio di contenuti che noi abbiamo cominciato a trattare già 10 anni fa. Con Emilio Cozzi, penso che si ricorderà, è venuto a Monselice 10 anni fa un convegno in cui abbiamo cominciato a parlare di cultura videoludica e ne parlavamo bene, non ne parlavamo male. E io mi ricordo in sala molti erano sbigottiti, dice ma di cosa ci state parlando? Perché parlavamo di gioco d'azzardo e cominciavamo a parlare anche di questi argomenti. Quindi sono passati 10 anni, siamo qui, ne parliamo ancora chiaramente con nuovi contenuti, però noi ci siamo formati anche come operatori, come clinici. Io sono un medico, faccio la psichiatra e
Noi, per esempio, con orgoglio, l'ho detto già negli incontri che abbiamo fatto questa settimana, abbiamo aperto in questi giorni un centro educativo digitale aperto ai ragazzi. Non lavoriamo sulla clinica, non lavoriamo sulla patologia, lavoriamo invece per l'alfabetizzazione digitale, e per fare questo ci siamo confrontati con esperti, ci siamo formati, ma abbiamo anche chiesto moltissimo ai nostri ragazzi cosa ne pensavano, e quindi quando abbiamo creato questo centro abbiamo invitato anche i ragazzi, che sono anche i nostri, come dire, referenti, e abbiamo lavorato con loro per costruire un ambiente che potesse aiutare loro con delle figure educative, ma che istruisse anche noi come operatori, perché come operatori dobbiamo cominciare a uscire dai nostri servizi per incontrare tutti i bisogni che hanno i cittadini. E con questo vi saluto e lascio parola ad Emilio Cozzi, che sono molto curiosa e contenta di risentire. Grazie dottoressa. E quindi introduciamo Emilio Cozzi, introduciamo l'incontro di questa mattina, il cui titolo è Dov'è il confine? Realtà virtuale e videogiochi. Abbiamo appunto Emilio Cozzi, che ringraziamo per la sua presenza e per la sua disponibilità, è in videocollegamento con noi, lo presentiamo. Emilio Cozzi è giornalista e autore, è uno dei più noti comunicatori scientifici italiani in merito a tecnologia, spazio, e-sport e cultura videoludica. È presente in radio e TV, su giornali, riviste, libri e sul web. Scrive regolarmente per Wired Italia, L'Espresso, Italian Tech, il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore, e dal 2019 è responsabile della sezione Space Economy per Forbes Italia. È coautore e conduttore del programma di Forbes Space Economy per Sky e TVSAT, è consulente scientifico di documentari che trattano contenuti come la tecnologia spaziale ed è consulente della comunicazione per alcuni astronauti dell'ESA. Insomma, una persona che siamo veramente contenti di avere qui e che si rivolgerà a noi, ma anche al pubblico che ci segue da casa e soprattutto ai giovanissimi. Il tema di oggi è appunto il gaming. Il gaming ha superato ormai il fatturato di cinema e musica e quindi a livello di intrattenimento ha un'importanza fondamentale, ma i videogiochi non sono solamente intrattenimento, si tratta piuttosto di un fenomeno che ormai influenza buona parte delle nostre attività quotidiane. Influenza l'esport, influenza le applicazioni didattiche, come vedremo anche con il professore in sala, influenza la sensibilità sociale, influenza gli aspetti bellici, quindi insomma riconoscere la provenienza ludica di molte esperienze è facile, più complesso è saperla leggere, ed ecco perché la cultura videoludica è oggi una competenza necessaria per interpretare molti aspetti della nostra quotidianità. È questo che ci aiuterà a fare Emilio Cozzi. Prima di passare la parola al quale però ricordo a tutte le persone che sono collegate con noi che possono porre eventuali domande a Emilio Cozzi attraverso i profili social che abbiamo citato poco fa, oppure scrivendo un messaggio al numero che vedete comparire in sovraimpressione. A questo punto lascio la parola a Emilio Cozzi, a cui do nuovamente il benvenuto e porgo un ringraziamento per la sua presenza. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio voi per l'invito, Marco, l'organizzazione, tutti gli enti patrocinanti, la professoressa e il professore lì presente e anche chi ci sta ascoltando. In realtà avete detto non tutto, ma tanto per quanto mi riguarda. Appunto, sono Emilio Cozzi, ho 49 anni e sostanzialmente mi occupo di due cose. Parto da quello di cui non mi occupo, vorrei essere molto preciso su questo punto. Io non sono uno psicologo, non sono uno psicoterapeuta, non ho alcuna competenza in quel campo, per cui quello che dirò non è né a beneficio, non è né un pro né un contro i videogiochi. Tenterò di spiegare in maniera evidentemente sintetica e non esaustiva di cosa si parla quando parliamo di videogiochi. Ebbene, io mi occupo di due cose principalmente. Una è lo spazio, letteralmente inteso, cioè tutti i progetti, le tecnologie che noi mandiamo oltre l'atmosfera, e l'altro sono appunto i videogiochi. La cosa curiosa è che quando lo racconto, se sullo spazio non ci sono, come dire, reazioni particolarmente
da notare sul videogioco, e lo dico spesso perché ancora purtroppo è vero, sono passati 10 anni da quando ho fatto quell'intervento a Monselice e non me lo ricordavo così lontano, ma da allora questa cosa non è cambiata. Quando dico che mi occupo di videogiochi, la reazione è sostanzialmente questa: ma che bello, ma che interessante, ma per lavoro cosa fai? Esatto, mi occupo di videogiochi. Tenterò di spiegare il perché io abbia questo interesse e magari augurandomi che questo interesse si diffonda soprattutto da chi ha a che fare con l'aspetto educativo o con l'aspetto terapeutico, soprattutto delle giovani generazioni. Allora, io direi che intanto occorrerebbe intendersi su cosa appunto siano i videogiochi quando si parla di videogiochi. Io comincio a condividere lo schermo con una presentazione, teoricamente dovreste vederla in questo momento. Ebbene, dov'è il confine tra realtà virtuale, cioè tra realtà e direi anche quella normale, quella esperibile con i nostri sensi, i videogiochi e la realtà virtuale? I videogiochi, cioè, tendenzialmente la mia generazione, quando si parla di videogiochi, aveva in mente questi giochi. Pac-Man 1980, insomma, il primo gigantesco successo, in realtà uno dei primi giganteschi successi dell'epoca. Vi prego di notare la qualità della grafica, estremamente rudimentale, rispetto poi ai passaggi che molto presto vedete. Quando si parla di videogiochi si parla di questo tipo di supporto multimediale, oppure di questo, l'anno successivo. Donkey Kong, vi prego di notare, spero vediate la mia freccia, questo personaggio che era costituiva la prima apparizione di Super Mario, il quale oggi è un'icona popolare, un'icona dell'immaginario condiviso, e questo io lo terrei a mente per quello che vedremo da qui a breve. I videogiochi sono anche questo. 1996, la prima assoluta eroina, quindi una donna che era per l'epoca una novità di un videogioco, cioè Lara Croft. Questo è Tomb Raider, ripeto, 1996. Questa è invece una delle più recenti incarnazioni di Lara Croft. Notate intanto dal punto di vista tecnologico e tecnico quanto la resa grafica, la verosimiglianza quasi fotorealistica sia evidente rispetto appunto a questo caso. E stiamo parlando dello stesso gioco e dello stesso personaggio. I videogiochi sono anche questo. Questo è Keanu Reeves, il quale interpreta letteralmente, cioè dà volto e voce a un personaggio, e fattezza a un personaggio di Cyberpunk 2077, un videogioco in realtà è attesissimo, ma poi accolto non esattamente in maniera meravigliosa dalla critica, un gioco di un paio di anni fa. Oggi che cosa significa? Che le grandi star, i grandi attori, in realtà fanno la fila per interpretare un videogioco, e questo sicuramente anche, ma non solo, per la mole affaristica, per il business, per il volume di affari che i videogiochi muovono, cosa a cui arriveremo molto a breve. Questo invece è un altro gioco, Callisto Protocol, uscito 3 mesi fa. Notate, rispetto al Pac-Man iniziale, rispetto al Donkey Kong di 3 slide fa, notate dal punto di vista tecnico quanto sia migliorata la resa grafica di questi videogiochi. Il che non significa assolutamente che oggi il videogioco sia semplicemente migliorato dal punto di vista della sua fattura, assolutamente no, perché uno dei videogiochi oggi più diffusi è questo è Roblox, è un gioco oggi tra i più giocati soprattutto dai giovanissimi, e sostanzialmente, cosa di cui io vi consiglierei di prendere nota, è un aggregatore sociale, è un'arena nell'ambito della quale oggi le nuove generazioni si possono incontrare per non solo divertirsi insieme, non è solo intrattenimento, ma addirittura per condividere esperienze, per fare cose insieme, per conoscersi. Una cosa ancora più evidente in un altro dei giochi più diffusi oggi, questo è il Minecraft. Immagino che chiunque di voi avesse dei figli o dei nipoti potrebbe conoscerlo a memoria. Notate evidentemente come la resa grafica è assolutamente distante da quella che 2 slide fa vi facevo vedere, con addirittura le gocce di sudore che imperlavano il viso del protagonista. Qui sostanzialmente stiamo parlando di un Lego tradotto in pixel. Ebbene, questo gioco, che permette letteralmente di costruire dei mondi da zero e poi attraverso delle regole di gioco visitarli oppure proteggerli, ebbene in realtà Minecraft oggi è una piattaforma addirittura educativa, e c'è tutta una sezione del gioco dedicata per esempio all'insegnamento dell'inglese, all'insegnamento della matematica, della fisica, e lo ripeto, anche in questo caso, esattamente come Roblox, questo oggi è quello che è un'arena sociale, letteralmente quello che il mio amico, il professor Lancini, chiamerebbe la piazza di una volta, l'oratorio di una volta, oggi si è letteralmente
letteralmente riversato in un mondo digitale. Cominciate a capire in anticipo sostanzialmente la mia tesi. Stiamo davvero parlando di confini fra quello che è virtuale, fra quello che è digitale e la nostra realtà fisica. Comincio a buttarla lì come se fosse un dubbio. Evidentemente avete già capito dove voglio andare a parare. I videogiochi però non sono solo questa cosa, i videogiochi sono anche questo. Questo era per la prima volta, vi prego di notare il logo del canale che l'ha messa in onda, un canale in chiaro di Max. Qui stiamo parlando addirittura del 2019, per la prima volta in Italia un torneo professionistico di videogiochi. Qualcuno avrà riconosciuto Fortnite, altro fenomeno culturale più che gioco, tante sono le persone che ci giocano. Ebbene, per la prima volta le finali a Katowice in Polonia sono state trasmesse in chiaro, come si dice, cioè ragazze e ragazzi che vengono pagati perché sono molto bravi a competere a livello agonistico sui videogiochi sono stati trasmessi in diretta e nella finale di uno dei giochi più giocati del mondo. Si chiama e-sport, cioè la pratica professionistica a livello agonistico di videogiochi. È un mercato in crescita, è un mercato che vi do solo una notizia, in Corea letteralmente, anche negli Stati Uniti, anche in Germania in realtà, solo in Italia siamo un po' indietro, sebbene abbiamo qualche campione a livello internazionale. Ebbene, è un mercato che riempie letteralmente gli stadi. Una delle finali più importanti di League of Legends, uno dei giochi più diffusi, si gioca allo stadio, quello dove l'Italia, ahimè, perse i mondiali in Corea, riempendolo. Parliamo di 40-70 mila biglietti staccati per vedere delle ragazze e dei ragazzi che videogiocano invece che con una racchetta, con una palla, con un mouse e con una tastiera. Questo è l'e-sport. Questa è una foto che ho fatto io, che Dovenia per la qualità, non sono un fotografo. Questo è il forum di Los Angeles. Qualcuno della mia generazione lo ricorderà perché era il tempo in cui si esibivano Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Oggi no, non ci sono più i Lakers dello Showtime. Oggi c'è la finale di Call of Duty, un FPS, quelli di quei giochi molto contestati in cui sostanzialmente bisogna sparare a qualsiasi cosa ci si pari davanti. $1 milione come montepremi. Qui dietro questi due schermi c'erano due squadre da 5 ragazzi, età media 19 anni, che si contendevano, lo ripeto, al forum davanti a 10.000 persone il premio finale di $1 milione. Questi lo fanno per lavoro. Questo è un altro. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. There's a what there? You tell me you're There's a Vaporeon. That's funny. Oh my god, I don't know. Oh my god. Che cosa è successo? Che un sabato sera del 2017 a Central Park, New York, lo ribadisco, sabato sera era circa mezzanotte, compare Vaporeon. Che cos'è Vaporeon? Vaporeon è un personaggio di un gioco allora estremamente alla moda, Pokémon Go, un gioco che consiste semplicemente nell'inquadrare con il proprio telefono una zona della realtà per vedere se si materializzano questi personaggini, questi mostri che poi vanno catturati ed allenati. Qualcosa che non esiste nella realtà. Ebbene, improvvisamente sabato sera a New York City appare Vaporeon a Central Park e 6.000 persone entro mezz'ora convergono a Central Park. Poi vi invito a rivedere il video, non parcheggiando in doppia fila, lasciando letteralmente la macchina in mezzo alla strada per correre ad acchiappare questo mostriciattolo prima che scompaia, perché evidentemente il mostriciattolo è molto raro e quindi vale molto. Comincia a vedersi quanto, tra l'altro riguardate il video, noterete che non ci sono ragazzini, non ci sono bimbi, anche perché, ripeto, mezzanotte a New York, il sabato sera, parliamo di gente della mia età, probabilmente anche della vostra, cioè adulti che per qualcosa che letteralmente nella concretezza della realtà non esiste, corrono a Central Park pur di accaparrarsela. Una cosa, francamente, che comincia a suggerire ancora una volta quanto e quale sia quel limite di cui sto parlando. Mi occupo di videogiochi ovviamente anche perché oggi muovono a livello internazionale un mercato che, come diceva poco fa Marco, ha
ampiamente superato quello sviluppato da cinema e musica messi insieme. In realtà il sorpasso al cinema lo ha fatto addirittura nel 96. Questi sono dati aggiornati, questo è il 2020, vedete 174 miliardi di dollari, quasi 175. Qualcuno potrebbe dire, per forza, c'era la pandemia e poi se volete su cosa abbia detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità sui videogiochi durante la pandemia potremmo parlarne perché è piuttosto curioso il cambio di atteggiamento che ha avuto da un mese all'altro. Ebbene, è vero, evidentemente durante la pandemia il mercato dei videogiochi è ulteriormente esploso. Piccolo dettaglio, guardate i dati del 2022, segnano non solo la staticità del mercato del volume, addirittura con un leggero rialzo nel 2021, ma un grande rialzo l'anno scorso, come se l'ondata che tra virgolette ha contagiato, perdonatemi il pessimo uso di parole, soprattutto in questo contesto, i giocatori di tutto il mondo abbia segnato un pre e un dopo. Il mercato già gigantesco, che lo ripeto vale più del doppio di cinema e musica messi insieme, è addirittura cresciuto e gli analisti prevedono che non decrescerà almeno per i prossimi 10 anni, con ovviamente una parte evidentemente importante, costituita qui in alto a destra, lo vedete, dal gioco in mobile, dal gioco che possiamo fare con i nostri device portatili. Ma di entrare nel video vi farei vedere un video, dura 6 minuti in inglese, spero che tutti lo comprendano, che può dare benissimo l'idea di dove io voglio andare a parare nei prossimi minuti. Spero che vi piaccia. Excellent. Perfect. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Welcome. Snail zombies from your backyard. Life is a journey, and in this journey, we all want to do more, experience more, feel more, and live with no boundaries. And why shouldn't we? Sight System presents Sightseeing. Feel free to go anywhere. Reminder, date at 9 p.m. Choose outfit. Patrick. Patrick. Oh, hi. Hi, Daphne. How are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. It's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean? Sorry? What's the difference between a sports jacket and a normal one? I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Oh. Yeah.
Anyway, I hope you're hungry. This Yeah. place has the best burgers in town. Oh, actually, I'm vegetarian. Oh, Yeah. really? Because you didn't say it on your profile, so. Well, I don't write everything on my profile, so. Do you want to go somewhere else? No, it's okay. I'll find something on the menu. Well, how about a glass of wine for starters? Yeah. Great. So, are there any other things on your profile that you didn't write about that I should know, or? Aren't you scared of jogging by yourself in the city? Not really. Besides, I'm about to hit level 5 on Marathon Master. Pretty impressive. I know. What is scary though? On my last route, my site crashed. So scary. I didn't see anything. I couldn't find my way home. Site doesn't crash. Oh, it did? I was totally lost. I didn't see anything. That doesn't happen since our last patch. Do you work there or something? Really? Yeah, Wow. What do you do there? nothing serious. I'm just a simple engineer. Actually, I read about your company in the news. Is it true that you guys influence stuff and manipulate people's sites? It's just bullshit. But anyway, I don't want to talk about work. Not when I'm here with such a pretty lady. You know, you really get me. You know, I can tell what you're thinking right now. Really? What? Well, we finished our drinks. What are we going to do? How about we go to my place for a nightcap? Well, if you're so good in reading my mind, you should know what I'm going to say. There it is. Make yourself at home. Nice place you've got here. It's all right, I guess. A toast for a perfect night. Why are you drinking? What's that? A dating app. No. Oh, It's for I the cannot programming. believe it's just my luck. A friggin' gay junkie. Disgusting. Wait, No, yes. wait. Do not touch me, you creep. Pathetic. I said wait. Now let's try this again. Bene, insomma bene, direi tutt'altro che bene. Questa era la tesi di laurea di due allora studenti dell'Accademia di Belle Arti di Gerusalemme, che oggi curiosamente lavorano proprio per una di quelle aziende che lavorano in realtà aumentate, in realtà virtuale. Adesso arriverò alla loro definizione. È curioso, molte volte quando lo mostro qualcuno dice ah, sembra Black Mirror, in realtà uscirono lo stesso anno, quindi non c'è alcun tipo di possibilità che si siano tra virgolette copiati tra loro, mentre c'è una verosimile possibilità, e su questo argomento se vorrete poi torneremo magari nel momento delle domande, che il videogioco, come sostengono molti studiosi, sia in grado di percepire in anticipo lo zeitgeist, chiedo scusa per le parolacce, del contemporaneo, e su questo punto poi, ripeto, se volete torneremo. Sostanzialmente quali sono i suoi elementi caratteristici, al di là di una ottima regia, un'ottima messa in scena? Beh, intanto questo futuro, punto di domanda, questo scenario fantascientifico, punto di domanda, vede il videogioco sostanzialmente essersi diffuso in maniera pervasiva, quella che si chiama gamification, cioè l'estrapolazione dal contesto ludico di meccanismi e dinamiche che possono adattarsi molto bene per esempio, stimolare un altro tipo di attività, un'alta performance, con la pointification, cioè avere punti perché si è molto bravi a fare qualcosa che va, nel caso più banale, dai punti
alimenti che si possono raccogliere al supermercato, nel caso un po' meno banale su cui vi invito a riflettere, ai like dei nostri social, ma non solo, come se la realtà, esattamente come nei videogiochi, si apparecchiasse per darci feedback immediati rispetto alla nostra interazione con la realtà stessa. Evidentemente è una cosa che nei videogiochi costituisce la cornice ambientale e che nella realtà, decidete voi se per fortuna o per sfortuna, in realtà non avviene. E poi questa pervasività della tecnologia, addirittura con questa interfaccia retinica per cui si vede sovrapposta alla realtà che ci circonda un suo aumento audiovisivo. Questa appunto è la realtà aumentata. Ebbene, questo filmato del 2012 evidentemente è fantascientifico, evidentemente racconta una cosa lontanissima che non arriverà mai. Siamo davvero sicuri? La slide che state guardando da qualche secondo è una slide di un videogioco, si chiama Chroma Roma, che non credo di molti di voi conoscono perché era giocabile esclusivamente a Londra. Ed era un gioco durante l'anno delle Olimpiadi a Londra che ha usato il servizio pubblico, dei trasporti, per incentivare i londinesi e chiunque poi fosse arrivato a Londra per le Olimpiadi avesse acquistato l'abbonamento banalmente dei mezzi pubblici, per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici e soprattutto la visita in alcuni particolari siti di Londra poco noti anche ai cittadini. E in sostanza era una sorta di Foursquare, con la propria card, col proprio abbonamento si prendevano i mezzi, si acquisivano dei punteggi a seconda del tipo di mezzo utilizzato, più o meno green, più o meno sostenibile, a seconda dei punti visitati, eccetera, eccetera. C'era una classifica generale che visualizzava appunto i migliori giocatori. Tenete presente che i possessori dell'Oyster Card, appunto l'abbonamento della metropolitana, ebbene più dell'85% ha giocato a questo gioco, che quindi è stato ritenuto un successo clamoroso. Cominciate a vedere quanto poco quel limite fra quello che non esiste con almeno tangibilmente, cioè nella nostra realtà, e quello che invece esiste a livello digitale, a livello virtuale, bene, quel limite comincia ad avere qualche crepa, qualche porosità. Vi faccio vedere un altro caso, per certi versi inquietante, poi ne parleremo. Once, there were more than 7 billion people in the world. The human race ruled supreme, its dominance taken for granted. I find it hard to picture that world now. The plague was unlike anything we had ever encountered before. It came out of nowhere, spreading undetected. Its only symptom, a tiny cough. We think patient zero became infected in Africa, but we can't be sure. By the time we spotted it, 10% of the world was infected. Even then, we didn't take it very seriously. But everything changed when it mutated and people began to drop dead in the streets. It rapidly became the greatest threat that our species had ever faced. Governments united in an extraordinary effort to develop a cure, but it wasn't enough. Civilizations collapsed, the plague keeps killing. Now we live in a lab, isolated from those we try to save. Ethics and morals long gone. The cure is all that matters now. It evolves so damn fast, but we are close. We just need more time. Bene, questo gioco si chiama Plugink, è un'applicazione per device portatili e non costa neanche $2, 2 euro. Uscì anche questa nel 2012, esattamente come il giochino di Londra che vi ho fatto vedere poco fa. E ve la faccio breve, sembra veramente la sagra del sadismo e dell'antisocialità. È un gioco in cui, ve la faccio molto breve, un gioco gestionale, per cui voi dovete semplicemente controllare dei parametri e interpretare il ruolo di un virus, di un fungo o di un batterio, decidendo come, profilandolo, decidendo come è, le sue caratteristiche principali, come si diffonde
onde, se via mare, via terra, a quali temperature resiste di più, al freddo, al caldo, eccetera, eccetera. Dopodiché dovete scegliere su quell'Atlante che avete intravisto una zona da cui iniziare, quella che se siete molto bravi diventa una pandemia. Il vostro scopo è letteralmente estinguere il genere umano prima che l'Organizzazione Mondiale della Sanità trovi il vaccino per debellarvi. È una cosa inquietante, raccontata così. Purtroppo devo assicurarvi che il gioco è meraviglioso, diverte da morire, letteralmente, chiedo scusa per il gioco di parole. Lo ripeto, uscì nel 2012. Il suo autore, ai tempi aveva nemmeno 25 anni, un ragazzo inglese, James Vaughan, lo realizzò, dopodiché, non credendoci molto, tra l'altro utilizzò 5.000 sterline che aveva e un computer che gli avevano prestato. Lui non era uno sviluppatore, l'ha fatto fare da due suoi amici. Lo diede, poi lo spedì come vuole la policy ad Apple ai tempi. Apple deve sincerarsi che le proprie caratteristiche aziendali siano rispettate prima di pubblicarlo. Lui andò al mare. Quando tornò dal mare 2 settimane dopo, il gioco non solo era stato pubblicato, ma era il gioco più venduto in Inghilterra. Un mese dopo era il gioco più venduto in Europa. Oggi sono passati 11 anni, è uno dei giochi a decine di milioni di utenti più giocati. Il buon James Vaughan è diventato miliardario, ha una sua azienda con più di 50 dipendenti, peraltro premiata addirittura dalla regina quando era ancora in vita, come una delle aziende più all'avanguardia d'Inghilterra. Ma la storia curiosa di questo gioco non è tanto quella, e non è neanche il fatto che il gioco del 2012, lo ripeto, abbia letteralmente anticipato, torno allo zeitgeist di prima, qualcosa che purtroppo tutti abbiamo conosciuto un po' troppo bene negli ultimi anni, proprio una pandemia vera. La cosa più curiosa fu che l'anno dopo il lancio del gioco, quando era appunto già diventato un successo planetario, ai CDC di Atlanta, anche loro abbiamo imparato a conoscerli bene, cioè l'ente deputato, sostanzialmente l'omologo del nostro Ministero della Sanità, deputato a controllare eventuali problemi alla salute pubblica, videro il gioco e si accorsero che l'algoritmo che presiede la diffusione virale dentro il gioco non solo è altamente verosimile, ma addirittura predittivo, e purtroppo hanno avuto ragione. Chiamarono il buon James Vaughan per fare una serie di lecture ad Atlanta, appunto davanti a medici, a virologi, a infermiere, eccetera, eccetera, per capire come il gioco avrebbe potuto essere utilizzato per diffondere maggiore consapevolezza sulla profilassi, per esempio contro l'Ebola, che vi ricordate, se vi ricordate, in quegli anni 2012 aveva un picco in Africa occidentale, peraltro con diverse vittime. Il gioco quindi fu utilizzato letteralmente per sensibilizzare chiunque dovesse andare in quelle zone o esporsi a un rischio, per fargli capire che cosa avrebbe dovuto fare. Non solo, qualche anno dopo, per contrastare quella che era una epidemia, non una pandemia per fortuna, venne chiesto ai giocatori, tramite quelle che si chiamano microtransazioni in game, cioè l'acquisto per pochi spiccioli di alcune caratteristiche del gioco. Banalmente avreste potuto rendere più aggressivo il vostro virus, più resistente al freddo e al caldo pagando 50 centesimi. Ebbene, tramite microtransazioni in game che verrebbero resi più performanti nel gioco, si è finanziata la Croce Rossa Internazionale, quella vera, che in quel momento, lo ripeto, stava tentando di debellare, o meno di affrontare, l'epidemia di Ebola in Africa. E qui comincia a chiudersi un cerchio. Non solo quel limite tra vero e falso evidentemente salta del tutto, ma addirittura un gioco che nella sua finzione è concepito e realizzato per fare in modo che si distrugga il genere umano, nella realtà diventa un modo nuovo e molto efficace per fare il contrario, per contribuire addirittura a salvarlo, il genere umano. Si cambia letteralmente di segno, non solo concettuale e simbolico, ma anche reale. Si fa la cosa opposta rispetto a quella raccontata nel gioco. Questo è uno degli aspetti principali che oggi voglio sottolinearvi. Ma andiamo avanti, perché non voglio farvi spaventare. I giochi non sono solo pandemia e guerra, ci arriveremo a breve. I giochi oggi utilizzano questo tipo di interfacce. Questi sono due visori, Oculus sotto, Vive sopra, in commercio ormai da anni, di realtà virtuale. Che cos'è la realtà virtuale? Qual è la sua differenza rispetto alla realtà aumentata? La realtà virtuale vi permette, infilandovi, indossando questi caschi, letteralmente di trasportarvi in un luogo diverso da quello che state abitando, diverso nei suoi connotati, comunque interagibile attraverso questi apparati che sostanzialmente replicano un po' il tatto, comunque l'uso delle vostre braccia, dei vostri arti, e sostanzialmente vi porta da un'altra parte, un po' come faceva il salone olografico di Star Trek per gli amanti di spazio come me.
Questi sono oggetti in vendita, costano un sacco di soldi ancora, la realtà virtuale oggi non è esattamente a buon mercato, e concettualmente è l'opposto della realtà aumentata, quella del filmato di prima, Side, quello in cui quell'inquietante ragazzo andava a molestare la sua compagna del momento, che non vi trasporta altrove, ma sovrappone alla realtà che vi circonda dei contenuti audiovisivi che vanno ad approfondire eventualmente alcuni aspetti appunto di quello che vi circonda. Sono un po' uno opposto dell'altro sostanzialmente. Cascaschi come questi esistono, qualcuno ci ha già scherzato sopra, perché in effetti il fatto che siano ingombranti e che abbiano attaccato un cavo, almeno quelli fino a un paio d'anni fa, non ha assolutamente aiutato la loro diffusione. Questo invece è vero, è stato presentato a Las Vegas al CSI di qualche anno fa, con pochissimo successo ma molte risate. Fa un po' meno ridere se vediamo questa versione della realtà virtuale e della realtà aumentata. Queste sono foto che ho fatto io all'ITEC, che è sostanzialmente una fiera itinerante di simulazione militare. In questo momento questo militare a centro schermo che vedete sta utilizzando una mappa geolocalizzata a livello satellitare ai tempi dell'Afghanistan, questa foto è del 2014, cioè quello che lui vede davanti non somiglia all'Afghanistan, è esattamente una parte di Afghanistan vista dai satelliti e riprodotta in 3 dimensioni da un computer, e sta trasmettendo a dei suoi commilitoni che non sono lì con lui potrebbe essere in Inghilterra, qui avremmo militari negli Stati Uniti e qui magari in Germania e in Italia, ebbene sta trasmettendo ai suoi compagni evidentemente delle coordinate per un attacco in uno scenario operativo. Questo tipo di realtà virtuale è fatto dalle stesse aziende che producono videogiochi, e adesso arriveremo al perché. Tenete presente che sulle 100 aziende presenti, da Leonardo, insomma ai tempi ancora Finmeccanica eccetera eccetera, Airbus, più della metà presente all'ITEC, alla fiera di simulazione militare, più della metà sviluppano anche videogiochi. In alcuni casi sono partite dai videogiochi per poi andare nella simulazione militare. Grazie al cielo questo tipo di simulatori può essere anche usati per esempio in scenari catastrofici dalla protezione civile, per capire quali siano le reazioni, come si diffonda il fuoco, quali danni possono fare le esplosioni. C'è sempre questo rovescio della medaglia. Però ora non voglio sembrarvi apocalittico, anche se mi tocca ripartire un po' dall'inizio, ci metterò poco, ma tante cose verranno, come dire, tanti nodi verranno al pettine. Se fossimo dal vivo vi chiederei, chi di voi sa raccontarmi il primo, di quando è il primo videogioco e qual è il primo videogioco? In realtà quello che vi farò vedere è appena successivo al primo, che era il Tetris, però è estremamente interessante. E qualcuno direbbe, ma Pac-Man nell'80 l'abbiamo visto prima, oppure, non so se vi ricordate, Pong, quella simulazione di tennis 76 Atari. No, il primo videogioco della storia è questo qui. Anno 1958, il gioco 1958, lo ripeto, il gioco si chiama Tennis for Two, è sostanzialmente la trasformazione di un oscilloscopio, quindi di uno strumento scientifico che nulla a che vedere con i videogiochi, in una partita di tennis vista da un lato della partita, dove addirittura utilizzando questi aggeggi, questi strumenti di controllo, si può simulare persino un po' di effetto addirittura dato alla pallina, per qualcuno che volesse fare qualche tocco raffinato. Ebbene, nel 1958 questo gioco venne inventato da un fisico, William Higginbotham, che lo presentò al suo laboratorio in una sorta di giornata aperta, al Brookhaven Laboratory, siamo nella zona di New York, perché voleva rassicurare la cittadinanza che non poteva entrare nel laboratorio se non in quella circostanza, per spiegare quanto all'interno del laboratorio si utilizzassero anche tecnologie che in qualche modo potevano essere utili alla cittadinanza e al beneficio collettivo. Perché William Higginbotham ebbe l'esigenza, la necessità di presentare questo gioco, chiamiamolo così, ai suoi vicini? Per 2 motivi. Il Brookhaven Laboratory era ed è tuttora un laboratorio di ricerca militare. E all'interno del laboratorio c'erano scienziati come lui, per esempio,
che avevano partecipato al progetto Manhattan. Immagino che molti di voi sappiano cos'è, il progetto che portò alla bomba atomica. Tra l'altro il buon Higginbotham, l'inventore del primo videogioco, questo qui, è colui il quale ha sviluppato il timer della bomba atomica, quella caduta su Alamogordo nei test, il timer che serviva a far esplodere la bomba prima che toccasse terra per renderla più devastante. Un'invenzione che assolutamente portò Higginbotham per tutta la vita non solo a pentirsi, ma a istituire un gruppo di scienziati contro la proliferazione di armamentari nucleari, tanto che quando mezzo secolo dopo qualcuno lo intervistò dicendogli: dottor Higginbotham, lei sa di aver inventato una industria che oggi fattura molto più di Hollywood? Lui disse: non me ne curo, ho inventato cose più pericolose, scherzando, e si riferiva evidentemente al timer. Ebbene, questo videogioco venne smantellato di lì a poco, finiti i giorni liberi, ma non era stato concepito davvero per giocarci, era stato concepito appunto per rassicurare la cittadinanza. Il primo gioco concepito dall'inizio per intrattenere il suo pubblico è questo qua. Intanto vi faccio notare però una cosa: senza fare giochi di parole possiamo cominciare a dire che i videogiochi sono nati letteralmente grazie a competenze, strutture e soldi dell'esercito, e qua, permettetemi la battuta, sono, se non figli, almeno nipoti della bomba atomica. Colui il quale ha realizzato il gioco era un militare, ha utilizzato soldi e strumenti militari e ha inventato prima qualcosa che aveva a che fare appunto con la bomba di Alamogordo. 61, questo invece è il primo videogioco concepito per essere tale. Siamo all'MIT a Boston, uno dei centri più prestigiosi, delle accademie più prestigiose, università più prestigiose del mondo. Su questo computer, il PDP-1, che ai tempi costava $100.000, siamo nel 61, Steve Russell, questo signore qui, inventa Space War. Notate titolo, notate ambiente e il gioco che è questo. In cosa consiste? Sostanzialmente in due astronavi, due razzi, che devono, non c'è intelligenza artificiale, per cui sono due giocatori che stanno giocando uno contro l'altro, devono spararsi per distruggersi. Addirittura Steve Russell riuscì a simulare un campo gravitazionale, o meglio gli effetti del campo gravitazionale. Infatti vedete che adesso l'astronave è stata addirittura risucchiata da questo buco nero. Era un esperimento e lui aveva in quel caso dei soldi dall'esercito per sviluppare missili intelligenti. Grazie al cielo in quel caso li utilizzò per fare la prima interazione uomo-macchina con un computer non intelligente che però reagiva dal punto di vista intrattenitivo a degli stimoli arrivati dal giocatore. Il gioco ebbe così successo che tutti i PDP-1 degli Stati Uniti, tutti quel tipo di computer di tutte le università lo montarono, perché era in effetti una cosa rivoluzionaria. Adesso non ascoltate mai i giornalisti, quando dico tutti i computer, erano una sessantina i computer PDP-1 nell'università a quell'epoca, però tutti i 60 montarono quel gioco che era davvero rivoluzionario, e questo signore qui, Nolan Bushnell, che ai tempi era studente alla Università di Ingegneria all'Università dello Utah, vide una bella notte quel gioco sul computer dell'università e capì che forse poteva farci un sacco di soldi. Qualche anno dopo inventò un'azienda che molti di voi ancora ricorderanno, che si chiama Atari, e questo fu il primo gioco dell'Atari. Un gioco assolutamente di nessun successo, i motivi sono chiari, l'interfaccia, pensate ad arrivare in un bar dell'epoca, siamo alla fine degli anni 60, sembra una roba uscita da Stranger Things, fa paura, 8 tasti, addirittura se considerate questi 2 10, ovviamente questo gioco è un buco nell'acqua, anche in questo caso è un gioco spaziale. Ricordatevi che siamo nel pieno della Space Race, nel 61 Yuri Gagarin va per la prima volta nello spazio, c'è la paura soprattutto negli Stati Uniti che l'Unione Sovietica possa invadere gli Stati Uniti e distruggerli dallo spazio, e non è un caso che i giochi, ripeto, prodotti anche involontariamente dall'esercito, parlino di quella cosa. Però questo gioco non ha alcun successo. Allora ha un'altra intuizione il buon Nolan Bushnell: semplificarlo, inventa Pong, punteggio a vista, e con questo stimola il desiderio, lasciando un record visibile dei giocatori di primeggiare, e sostanzialmente inventa 30 anni prima l'e-sport, cioè il fatto che oggi ragazzi e ragazzi per $milioni competano giocando ai videogiochi. Questo è Pong, e da questo punto di vista, da qui in poi, la sua azienda Atari divenne un successo, ebbe un successo planetario. Prima però che il successo esplodesse davvero, a Nolan Bushnell venne un'altra idea.
capì che per fare in modo che i videogiochi entrassero letteralmente nell'immaginario collettivo aveva bisogno di un veicolo. In quel momento il veicolo più popolare era il cinema. Si inventò il videogioco di un film che sarebbe stato il primo blockbuster della storia a superare i 100 milioni di dollari, cioè Lo Squalo. Sullo Squalo c'è una bella storia che non vi racconto, perché sostanzialmente Spielberg venne considerato un genio perché lo squalo non si vedeva mai, in realtà non si vedeva mai perché lo squalo di gomma che aveva usato per le riprese non funzionava nell'acqua, per cui a un certo punto si decise a non farlo più vedere, a usare una soggettiva, cosa che lo rese assolutamente immortale come film. Benissimo, Norman Bushnell, a fronte del successo incredibile dello squalo, inventa e capisce che bisogna inventare il videogioco dello squalo, che sostanzialmente è costituito da un gruppo di quadratini, che con molta fantasia è lo squalo, che tenta di uccidere dei quadratini che con molta fantasia sono i sommozzatori. I videogiochi hanno fatto un percorso, diciamo, inverso rispetto a quello dell'arte. Sono partiti dadaisti con molta immaginazione e sono diventati, come vi ho fatto vedere prima con Tomb Raider, il massimo della verosimiglianza. Nolan Bushnell non ha i diritti per lo squalo e quindi ci inventa sopra, davanti a Jaws, che è il titolo internazionale dello squalo, la parola shark per tentare di spacciarlo come videogioco ufficiale sebbene non abbia i diritti, e in realtà da lì in poi capisce che il videogioco, diventando parassitario del cinema, può diventare un successo clamoroso. Ripeto, sono passati 50 anni dall'ora, questo rapporto di parassitismo si è letteralmente invertito. Oggi succede questo. We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept. Oggi succede che non solo, come dicevo prima, sono i videogiochi a trainare il cinema, e lo vedete dal tipo di cinematografia di questi tempi, non solo con attori superstar che si prestano letteralmente a interpretare al cinema personaggi dei videogiochi, ma anche film tratti dai videogiochi. Se amate il cinema, vi sconsiglio assolutamente di andare a vedere Angry Birds, però il film esiste e dice qualcosa. Ma non solo, quella breve sequenza di Spider-Man che vi ho fatto vedere poco fa era evidentemente il riportare al cinema una retorica, quella della soggettiva, a cui oggi il pubblico è più affezionato, perché nei videogiochi non sempre, ma nella maggior parte dei casi voi agite con una soggettiva, come se foste voi stessi, con una inquadratura, cioè che nel contempo vi fa essere il regista, il protagonista e lo sceneggiatore. Oggi quel tipo di retorica, che al cinema era usata solo poco perché in qualche modo allontana lo spettatore dal film, tanto che Spielberg la usava solo per farvi credere di essere lo squalo e per mettervi in allarme, non per tutto il film. Oggi nel videogioco quella è molto usata, oggi il cinema la riprende, la potenzia, grazie al fatto che il videogioco l'abbia resa una retorica, un linguaggio estremamente diffuso. Appunto, quell'intuizione, quel fatto di essere parassiti del cinema avuta da Nolan Bushnell cambia radicalmente segno oggi, e queste immagini lo dimostrano. È il cinema quasi in maniera parassitaria a bazzicare il videogioco per rubarne competenze, popolarità e in alcuni casi storie e personaggi molto molto celebri. Ma non solo. Guardate, addirittura oggi le grandi produzioni Paramount sono appunto videogiochi tradotti, c'è The Last of Us che sta spopolando su HBO, in Italia su Sky, ma non solo. Oggi la moda guarda il videogioco, perché un grande stilista veste, non so, Tom Cruise con un abito griffato che poi accompagnerà per 2 ore gli spettatori di tutto il mondo, quando può scegliere di vestire un personaggio, come in questo caso, che accompagnerà per 100, 200, 300 ore, addirittura per anni i videogiocatori. Oppure oggi il videogioco diventa una piattaforma educativa. Questo è The Apollo 11 Experience. Attraverso i caschi virtuali che vi ho fatto vedere poco fa, voi potete letteralmente rifare tutto il viaggio dell'Apollo 11 con Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins e atterrare sulla Luna
esattamente come se foste loro, tutto compresso in una mezz'ora, non in una settimana, e addirittura si parte dal discorso tenuto alla Rice University di JFK, di Kennedy, quando disse che gli Stati Uniti sarebbero arrivati entro la fine del decennio sulla Luna e sarebbero tornati a casa. In questo modo vedete documenti storici come se ne foste presenti, e questo lo lascio agli psicologi. Pare che la capacità di imprimersi a livello mnemonico sulla vostra corteccia, nella vostra memoria, di questo tipo di apparati, di questo tipo di esperienze sia molto più alta rispetto per esempio alla lettura di un libro, tanto che oggi addirittura alcuni manuali tecnici sono forniti in realtà virtuale, perché sembra che siano molto molto più efficaci. Quindi oggi il videogioco è anche un'esperienza educativa, come dicevo poco fa, rispetto a Minecraft. Non solo, questo videogioco non venne mai fatto, Mind Movie, un progetto di Timothy Leary che era piuttosto criticato psicologo perché bazzicava anche con sostanze psicotrope, però ebbe per primo l'intuizione di capire che attraverso il videogioco noi avremmo potuto avere a livello psicometrico un profilo del giocatore, perché il giocatore spesso, se non sempre, è chiamato a fare delle scelte nella propria esperienza di gioco. Attraverso quelle scelte Timothy Leary capì in anticipo che avremmo potuto avere un dettagliato profilo di chi stava giocando e magari aiutarlo, come vedrete nelle esperienze che vi mostrerò a breve, in un percorso, se non terapeutico, di affiancamento magari a un terapeuta. E oggi a che livello siamo? Ecco qua. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen, where your digital world is blended with your real world? Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. Going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Mi permetto di interrompere perché si è capito. Sostanzialmente quello si chiama HoloLens, il video è finto, non siamo a quel livello, a quel dettaglio tecnologico e quell'efficacia, però non stiamo parlando di una startup, stiamo parlando di Microsoft che oggi ha già dato agli sviluppatori appunto questi HoloLens, questi occhiali per la realtà aumentata, quindi che possono sovrapporre, come avete visto, a quello che vi circonda, contenuti audiovisivi interattivi e insomma, sostanzialmente se ci pensate non è esattamente quello che abbiamo visto nel filmato inquietante Sight, semplicemente senza l'interfaccia retinica ma con degli occhiali. Siamo esattamente lì. Tenete presente che io credo che nell'arco di 5, massimo 10 anni quello che questo video racconta lo vedremo, lo considereremo ordinario, ma oggi il videogioco, come vi dicevo prima, è già dappertutto, è nelle interazioni che facciamo sui social per stimolare, anche se volete, la nostra dipendenza da like, è per stimolare gli acquisti sugli store principali, ma grazie al cielo non solo. Questo è il Washington National Children's Hospital, laddove il videogioco, tramite una telecamera che oggi è acquistabile anche per pochi spiccioli, che monitora la postura dei giocatori, in questo caso in realtà dei piccoli malati, soprattutto traumatizzati da incidenti fisici, ebbene, monitorando la postura e facendoli letteralmente giocare, li aiuta in un percorso terapeutico, fisioterapeutico in questo caso, assolutamente efficace, dicono le statistiche. Questo è un gioco italiano, si chiama Relive. Come vedete siete in una base
sul mio amato Marte, c'è stata un'esplosione, voi non dovete sparare a tutti, non è uno sparatutto, ma è un salvatutto. Tramite questo manichino e con il visore per realtà virtuale dovete praticare un massaggio cardiaco alle vittime, e il sistema, questo è un gioco sviluppato con la International Resuscitation Council internazionale, vi insegna letteralmente come praticare un massaggio cardiocircolatorio che sia efficace, senza che voi dobbiate seguire corsi particolari, quindi spendendo in realtà niente, e anche in questo caso pare con una resa, con un'efficacia mnemonica estremamente più alta. Anche in questo caso il gioco ha fatto il salto dall'altra parte, uno sparatutto si trasforma nel suo esatto contrario. Ma non solo, questo è Super Better, che è un'applicazione in questo caso che attraverso dinamiche ludiche porta a una resilienza pare più efficace, soprattutto dopo traumi psicofisici. In questo caso addirittura presenta un percorso emotivo. Sulla sua efficacia in questo caso io sono estremamente scettico, lo lascio agli esperti, ma questo vi fa capire dove il videogioco sia andato. Addirittura c'è un'applicazione dei veterani di guerra che monitora i picchi nei casi di post-traumatic stress disorder, in questo caso non certo per aiutarvi, ma se non altro per suonare un allarme, per dire che c'è un pericolo per chi vi circonda, e quindi sostanzialmente per rivolgersi a un aiuto, appunto. Ma voi pensate che l'esercito abbia lasciato andare il suo figlio al prodigo, diventato molto più ricco e potente di lui? Tutt'altro. Oggi addirittura i sistemi di guida, ne sentiamo parlare in questi giorni proprio di droni, Day Reaper, questo è un vecchio drone statunitense, ebbene il sistema di guida è il processore della Xbox, non gli somiglia, è esattamente lui. Non solo, l'addestramento dei moderni Top Gun, che non decolleranno mai perché da migliaia di chilometri guidano i droni, vi invito a guardare l'interfaccia con cui questi due piloti di droni, così due Top Gun americani, stanno manovrando un drone che abbiamo visto prima. Guardate, l'interfaccia non somiglia a quella di un videogioco, è identica a quella di un videogioco. Nell'81, quando chiesero a Ronald Reagan se era preoccupato dal fatto che tanti giovani americani videogiocassero, rispose, in una delle rare occasioni in cui avevamo avuto ragione al 100%, sono molto felice, la nostra aeronautica diventerà fortissima. Ci aveva preso in pieno. Oggi, appunto, le interfacce di guida e di addestramento dei piloti sono identiche a quelle dei videogiochi. Grazie al cielo non succede solo questo. Guardatevi questo filmato e poi ho quasi concluso. Si intitola September 12. Ve la faccio breve, il titolo dovrebbe già suggerirvi molto, September 12. Il gioco è un browser game, per cui potete trovarlo in internet e giocarci tranquillamente. Consiste, voi siete, evidentemente avete questa panoramica su questo villaggio che evidentemente ha delle caratteristiche, direi medio orientali. Voi dovete pilotare un drone con le frecce del vostro computer, indirizzare il mirino e far partire un missile che colpisca i terroristi. Li avete visti con la keffia e la K-47, il Kalashnikov in mano. Con dettaglio, esattamente come nella realtà, dal momento in cui sparate il missile a quando il missile impatta per terra, intercorre del tempo ed è probabile o possibile che in quell'intervallo un civile capiti sotto il vostro bersaglio e ci rimanga secco. Noterete accanto ai crateri si avvicinano delle persone che cominciano a piangere, sentite le donne che piangono, e non so se l'abbiate notato, riguardatelo dopo online, qualcuna di quelle persone assistono al cratere dove è morto un innocente si trasformano improvvisamente in terroristi. Se ci giocaste più di 5 minuti, a un certo punto avreste il video completamente pieno solo di terroristi. È evidente cosa volesse dire Gonzalo Frasca, che l'ha inventato a livello editoriale, mi viene da dire, rispetto all'intervento in Afghanistan e in Iraq successivo alle Torri Gemelle. Il videogioco diventa anche un modo per fare in maniera efficace e sintetica
sintetica, per dire in maniera efficace e sintetica quello che un grosso editoriale di una testata prestigiosa richiederebbe più tempo per essere spiegato, e ve lo assicuro in maniera estremamente efficace. Concludo con questo esempio, un altro gioco di Sword of Mine. In questo gioco è il primo videogioco, uno dei primi, sicuramente il più bello, dedicato alla guerra, ma vista dal punto di vista delle vittime. Voi siete in questo caseggiato, siete sopravvissuti a una guerra non meglio identificata e dovete fare in modo che gli ospiti di questo caseggiato, che sono 3, 4, poi diventano 5, poi tornano 2, sopravvivano a razzie, sciacallaggi, ulteriori bombardamenti, addirittura rastrellamenti di un esercito non meglio precisato. E vi assicuro che se vi capitasse di dover scegliere fra l'andare a rubare risorse a qualcun altro per sopravvivere voi e i vostri amici o morire voi, la scelta sarebbe estremamente efficace nella sua drammaticità in questo videogioco. Non solo, nel 2018 questo gioco, anche in questo caso tramite microtransazioni, permetteva al giocatore di comprare dei graffiti di artisti veri, artisti famosi, per corredare, diciamo così, alla belle e meglio questi edifici distrutti. I soldi andavano all'associazione War Child, che assiste in scenari bellici i bambini in guerra. Ancora una volta un gioco che, lo ripeto, il videogioco concepito dall'esercito, con evidentemente caratteristiche anche ideologiche figlie di quel tipo di contesto, diventa il suo contrario esatto. Io credo che un medium così potente e così oggi diffuso, tenete presente che secondo l'ESA, la Entertainment Software Association, oggi negli Stati Uniti gioca più del 95% della popolazione con meno di 30 anni, ebbene un mezzo così diffuso che può dire tutto e il contrario di tutto debba essere immediatamente studiato, preso in considerazione, soprattutto da parte di chi come genitori e operatori oggi si occupa anche di percorsi formativi ed educativi. Spero di avervi spiegato perché a 49 anni io, oltre allo spazio, mi occupo di videogiochi, e su questo vi ringrazio. Chiedo scusa, ho rubato 7 minuti all'intervento successivo. Grazie Emilio Cozzi. Io lascio immediatamente la parola al nostro ospite in sala, il professor Alfonso D'Ambrosio, per un commento, le sue considerazioni ed eventualmente una domanda a Emilio Cozzi. Allora, innanzitutto grazie, è stato un intervento molto interessante, molto bello. Allora, c'è solo diciamo, alcuni aspetti che secondo me sono interessanti per quanto riguarda l'aspetto scuola. 10 anni fa, insomma, circa più o meno, ricorderemo tutti che Barack Obama disse insomma, chiaramente: non giocate ai videogiochi fatti da altri, ma inventatene di nuovi. E la scuola, soprattutto diciamo, negli ultimi anni, si è avvicinato ai videogiochi, in particolare ai cosiddetti serious games, no? Quindi giochi seri, giochi pensati esplicitamente insomma, per come dire, insomma, in un certo senso per veicolare dei contenuti educativi, cioè mentre si gioca la possibilità di avere un ambiente gamificato, no? Quindi giocabili, punteggi, la possibilità di imparare e di iniziare nuovamente da capo, ti dà la possibilità ad esempio di vivere delle esperienze nella storia, nella matematica o altro. Arrivo anche alla domanda, insomma, sempre 6-7 anni fa, insomma, io stesso ero convinto, lo sono ancora ora, che bisogna portare, no? In particolare il termine insomma, è ormai agli onori della cronaca, il cosiddetto coding, no? All'interno delle scuole. E abbiamo anche le stesse scuole, insomma, hanno avuto ad esempio Second Life, che poi è diventata un'esperienza di Indire con Edmondo. Io sono stato anche tra uno dei primi, insomma, che l'ho anche sperimentato e vissuto all'epoca come docente di fisica. Però c'è una riflessione, insomma, quindi che le pongo, e cioè, è notizia di poche ore fa, l'uscita di ChatGPT-4, in realtà insomma, lo faceva anche la precedente, dà una possibilità molto forte, importante in realtà, al di là dei giochini che uno fa sui social e pone delle domande, cioè ti dà la possibilità di creare facilmente, no, a chi programma, dei pezzi di codice. Cioè,
ChatGPT è molto, insomma, è brava, la release 4 lo è ancora di più. C'è stato il caso, lo leggevo insomma ieri, tra i vari programmatori che hanno iniziato a chiedere: caro ChatGPT, insomma, realizzami un videogioco stile arcade. Hanno creato Pong, hanno creato Snake o altro. Allora, la domanda che le pongo è un po', insomma, abbastanza anche polemica, se vogliamo, cioè 10 anni fa realizza tu i videogiochi, le scuole benissimo, insomma, incubatori, start-up o quanto altro. Oggi i codici, insomma, per la gioia di noi programmatori ce li fa già ChatGPT. La domanda è, dovendo dire a un ragazzo, insomma, un adolescente, ritornando insomma alla domanda di Obama, crea tu il videogioco, secondo me ha senso, ma quali sono secondo lei le competenze, insomma, davvero le skills, no, davvero utili da portare dentro un videogioco? In particolare pezzi di codice, che magari fa altro, forse proprio l'aspetto creativo, il design, che è quello invece che, come dire, la creatività che dovrebbe ritornare, no? O tornare in maniera sempre più preponderante nelle scuole. Ecco. Beh, intanto grazie professore, la domanda sinceramente è estremamente complessa ed estremamente seria, non vorrei banalizzare con una risposta che però è la prima che mi viene in mente. Io credo che una cosa non escluda l'altra, cioè oggi io suggerirei, e ci aggiungo anche un altro pezzo, oggi io suggerirei alle giovani e ai giovani di assolutamente essere tanto in grado di sviluppare del codice, perché magari potrebbero loro sviluppare non i videogiochi di ChatGPT, ma la prossima ChatGPT, perché ricordiamolo, era all'inizio un esperimento, era uno studio e c'è tantissima gente che ci ha lavorato. D'altra parte io sono abbastanza, da questo punto di vista, è un'opinione, non ho alcun tipo di materiale a supporto di quello che dico, però sono abbastanza convinto del fatto che l'intelligenza artificiale, che per ora in realtà è stupidissima, per quanto certe performance siano assolutamente impressionanti, sia là da venire. E io credo ancora, adesso non voglio fare il fantascientifico, non escludo che prima o poi l'intelligenza artificiale ci soppianterà, però questo non voglio arrivarci. Credo che però fino ad allora l'intuizione umana, e quindi la creatività, che secondo me è parente dell'intuizione, anche l'errore rispetto al quale noi possiamo invece trovare un'altra soluzione. La penicillina mi viene in mente, stavano studiando le muffe e hanno scoperto la penicillina. Ebbene, io nel mio spazio, perché, questa è una domanda che spesso mi è stata fatta, perché non possiamo limitarci a mandare sonde robotiche automatizzate verso Marte, verso gli altri pianeti, e dobbiamo rischiare, tra virgolette, di mandarci donne e uomini, che è letteralmente più pericoloso, anche perché possono rischiare di morire? Perché l'uomo può improvvisare, perché la creatività e la capacità tecnica, soprattutto se sommate, se messe insieme, dell'uomo, io credo, e della donna evidentemente, possano fare ancora la differenza e la faranno ancora per decenni. Spero di non sbagliarmi, spero che la prossima versione di ChatGPT, la 6, non ci soppianti tutti, ma fino ad allora, battute a parte, io credo che oggi tutte queste competenze messe insieme, è fondamentale che si sia capace di fonderle, oggi siano un bagaglio a livello anche professionale importante per le nuove generazioni. Concludo aggiungendo un pezzo. Oggi, e ne parlavo tra l'altro con il professor Lancini di questa cosa, la capacità anche di comunicare attraverso quel tipo di media è fondamentale. Oggi abbiamo, e sempre di più avremo, ragazze e ragazzi che campano facendo vedere quello che sono in grado di fare su Twitch, su TikTok, essere capaci di fare una comunicazione e magari fare una comunicazione che sia ragionata, che produca consapevolezza. Ebbene, io credo che questa sia una competenza nuova che non serviva fino a 10 anni fa, ma che oggi sia necessaria, perché oggi, e purtroppo lo dico, io faccio televisione, quindi non ne sono contento, oggi l'apprendimento, oggi la comunicazione arriva da questo tipo di canali e sempre meno, per esempio, dai giornali e dalla televisione. Lo dico con mio rammarico perché io faccio il giornalista. Grazie Emilio Cozzi, certamente la parola che lei ha utilizzato è la chiave di questo incontro, perché la consapevolezza è quella che noi vogliamo aumentare parlando appunto di videogiochi, perché i bambini, i ragazzi
siano coscienti, consapevoli del mezzo e quindi fare anche educazione a questi strumenti li aiuta poi a padroneggiarli piuttosto che ad esserne padroneggiati. Ecco, perché in questi giorni abbiamo parlato, in particolare ieri sera, con il dottor Maurizio Fiasco, che tra l'altro è stato in sala fino a pochi minuti fa ad ascoltarla, abbiamo parlato di questo passaggio progressivo dal gaming al gambling. Cioè questo fenomeno per il quale il gioco d'azzardo si è infiltrato nei videogiochi in sordina e li ha in qualche maniera inquinati in una maniera per la quale non siamo sempre attrezzati a riconoscere l'inganno. Ecco, quindi volevamo un accenno da parte sua anche rispetto a questo fenomeno e poi darò ancora la parola al professore in sala. Marco, è un fenomeno, come lei sta dicendo, in realtà relativamente recente, è qualche anno che questa cosa succede. Non so quanto siate andati in dettaglio ieri, tento di sintetizzare il fenomeno. Attraverso transazioni spesso molto vicine al gioco d'azzardo, perché si comprano cose senza sapere cosa sono, oggi in alcuni giochi è consentita, come dire, è consentito un miglioramento della performance. Per certi versi mi rincuora il fatto che la comunità dei videogiocatori in casi eclatanti si sia assolutamente sollevata contro questo tipo di esperienza che rovina la purezza del gioco. Il gioco è una delle poche cose corrette della nostra realtà. Si vince se si è bravi, non se si conosce Tizio o Tizia o se si è parente di Caio o di Sempronio. Quindi quella regola fondamentale del mondo videoludico attraverso questo tipo di fenomeno viene messa a repentaglio. I videogiocatori sono sollevati nei casi più eclatanti. Penso alla versione di un gioco di Star Wars 3-4 anni fa che veramente suscitò uno scandalo. Detto questo, la maniera subdola in cui questo meccanismo sta inserendosi in tanti giochi anche molto popolari è sicuramente un aspetto da monitorare con estrema attenzione, perché oggi acquistare in un gioco senza nemmeno rendersene conto è probabile, è possibile, e io voglio dire, capita anche a me di arrivare al punto di ma cosa sto facendo? Sto comprando qualcosa, per cui immagino un bambino, una bambina con meno strumenti, diciamo così, critici, possa fare acquisti senza accorgersi, e questo è estremamente pericoloso. Aggiungo un'altra cosa, e forse l'ho detto all'inizio, ma vorrei essere sintetico. Con questo intervento io spero di aver dimostrato che essere contro i videogiochi è sbagliato quanto essere a favore acriticamente dei videogiochi. Quello che spero di aver raccontato è che il videogioco è un medium con una potenza mai vista prima, una potenza di aggancio e di trattenimento del proprio utente elevatissima. Occorre per questo motivo, ho fatto vedere i casi, il videogioco può essere utilizzato per fare, come dire, per trasmettere, per veicolare ideologie anche spietate di massacri e per guerrafondai, ma esattamente anche per il suo contrario, motivo per cui occorre la massima consapevolezza, occorre sviluppare strumenti critici e quindi a quel punto sapere utilizzare il videogioco. Grazie. E a proposito... la risposta, Marco, le chiedo scusa, ma ci tenevo a questa sottolineatura. Sì. Certamente ci teniamo anche noi, perché questo è proprio il focus di oggi, perché altrimenti non si spiegherebbe perché parliamo di videogiochi presentando tutte le novità, gli sviluppi e le possibilità in una settimana dedicata alla prevenzione del gioco d'azzardo. A proposito di educazione ai videogiochi e della possibilità per noi adulti di aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi, anche se so che non sarà facile, in sintesi chiedo al professor D'Ambrosio di raccontarci qualcuna delle esperienze educative di cui lei è promotore nel suo istituto. Sì, grazie. Allora, io parto dal 2016, quando proprio qui a Padova ebbi un TEDx in cui raccontavo come quando ero docente di fisica e matematica facevo, insomma, fisica facendo creare videogiochi ai ragazzi, insomma, erano ragazzi grandi, 17-18 anni, e videogiochi ovviamente che avevano una logica anche, insomma, oggi diremmo abbastanza semplice, cioè multilivello, e dovevi attraverso dei tranelli o altro, insomma, trovare delle soluzioni che riguardassero la fisica, la matematica o altro. E le piattaforme, insomma, erano piattaforme che ancora oggi esistono, insomma, open, quindi accessibili, molto potenti, diremmo.
Oggi invece noi abbiamo, insomma, negli ultimi anno, 2 anni, abbiamo fatto una cosa molto interessante. Insomma, siamo attualmente la prima scuola in Italia che abbiamo uno spin-off all'interno, ovvero noi abilitiamo gli spazi della scuola aprendoli, quindi dandoli in comodato d'uso gratuito, compresi tutti gli strumenti, inclusi anche robot educativi con cui, insomma, fare anche giochi e non solo, insomma, anche fisici, interazione tra reale e virtuale. Questo ci ha portato, ad esempio, negli ultimi mesi, senza citare nomi o altro, però a lavorare anche con alcune start-up locali che tra l'altro hanno creato proprio un videogioco, è sostanzialmente un'interazione reale virtuale dei pannelli, l'hanno chiamata la scuola parlante, cioè la scuola stessa attraverso ovviamente i dispositivi della scuola, sostanzialmente tablet, permettono al bambino di interagire con alcuni personaggi storici, da Dante a Manzoni o altro. E questo, diciamo che questa esperienza poi si unisce anche ad accogliere invece anche quelle che sono le esperienze degli start-upper, ma anche tutte le esperienze che, ecco, prima si diceva, io parlavo di Serious Games, le esperienze invece che sono legate ad esempio, pensiamo a alcuni incubatori come i musei. Abbiamo qui esperienze sul territorio di diversi musei che realizzano videogiochi o comunque simulazioni immersive per bambini. Io però avevo un'altra domanda, diciamo, a Emilio, se era possibile, insomma, perché era più che altro, sarebbero tante, ma qui secondo me era oltre che una curiosità, anche secondo me un dovere da padre, no? Io ho 2 bambini di 7-10 anni che non hanno, ci tengo a dirlo, non hanno lo smartphone personale. È stato Alberto Pellai, insomma, intervenuto giorni fa con Alberto, che siamo d'accordo sul vietare ai minori di 14 anni l'utilizzo di un device personale. Eppure loro giocano, dobbiamo dirlo, con lo smartphone della mamma e del papà. Giocano soprattutto a Roblox. E io volevo capire, insomma, da una parte una doppia domanda, se vogliamo, no? Da una parte, nelle sue, se vogliamo, negli incontri che fa, anche nelle conferenze, ma soprattutto nelle interviste, quanta attenzione, se c'è, e se c'è da parte di tutti, da parte di chi produce videogiochi, alla fascia, diciamo, se vogliamo, non dico 0, 3, 14, sappiamo che abbiamo i cosiddetti PEGI quando si scaricano le app, cioè, però in realtà pochissimi poi le guardano, soprattutto i genitori non stando attento a questo, e questo è un problema. E dall'altra invece la stessa domanda un po' più ampia, ecco, mi perdoni se sono 2 domande distinte, ma insomma ne approfitto, è secondo lei da qui ai prossimi 5-6 anni quale potrebbe essere il trend dei videogiochi? Non parlo di dispositivi piuttosto che Oculus o altro, ma verso che tipo di videogiochi si andrà? Se videogiochi su cui interagire sempre più col corpo, se su videogiochi sempre più di combattimento oppure esperienziali, di logica o altro. Ecco. Grazie. Beh, professore, se lo sapessi davvero farei un investimento immediato, insomma, rispetto alla seconda parte della domanda. Allora, partiamo dalla prima. C'è attenzione nei confronti dei contenuti che possano essere maneggiati anche da bambine, da bimbi? Sì, dipende dal tipo di gioco. Allora, i grandi giochi, i blockbuster, quelli di cui spesso sentiamo parlare, da GTA a Call of Duty, eccetera, eccetera, possiamo fare 1000 esempi, ma anche giochi, insomma, non necessariamente violenti come vengono descritti. No, lì devo essere sincero o meno, c'è un meccanismo di autoregolamentazione, l'ha citato lei, il PEGI. Detto questo, vorrei ricordare una cosa fondamentale. Attenzione, l'industria dei videogiochi è tale, è un'industria, e come tale, peraltro avendo dei costi di realizzazione estremamente alti, punta al profitto. E come qualsiasi industria che punti al profitto, ovviamente segue, quando non riesce a indicarli, dei trend a prescindere dal tipo di contenuto. Questo rende ancora più necessario l'argomento di cui state parlando oggi voi, cioè la consapevolezza, perché io non faccio grosse distinzioni se non dal punto di vista dell'efficacia e della capacità in qualche modo pervasiva
tra cinema, letteratura e videogioco. C'è della grandissima letteratura, come esiste della pessima letteratura, addirittura dannosa letteratura, non credo esista la dannosa, però possiamo metterla. C'è del grandissimo cinema, come c'è la pornografia. Il che non significa che uno, una volta visto un film pornografico, debba pensare o possa pensare che il cinema è da buttare via. Assolutamente no. Così esistono grandi videogiochi, e qualcuno credo di averlo mostrato poco fa, e i videogiochi non solo pessimi, ma pericolosi se maneggiati senza consapevolezza. Poi su questo adesso non voglio banalizzare molto, evidentemente poi è una serie di concause. Per cui la risposta è una via di mezzo, professore. C'è chi sviluppa videogiochi per un pubblico di piccoli, e da quel punto di vista i videogiochi sono molto ben fatti, spesso e volentieri, perché appunto già nel loro concepimento e nella loro sensibilità a quel tipo di mercato, bisogna essere molto onesti, c'è un approccio assolutamente attento alla sensibilità dei più piccoli, a un aspetto formativo, a un aspetto didattico, a un aspetto educativo. C'è addirittura un gioco che credo sia per i bambini sotto i 5 anni, che insegna la sconfitta, che è un elemento estremamente importante nel percorso di crescita. Detto questo, se dovessi risponderle, ma il settore dei videogiochi è molto attento a questo tipo di argomenti? No, il settore dei videogiochi è attento a fare soldi a palate, perché è un'industria e come tale deve mantenersi. Quali sono i trend futuri? Le ripeto, mi piacerebbe saperlo perché investirei subito. Io credo che adesso, per esempio, è stato appena lanciato un nuovo visore virtuale da parte di Sony. La realtà virtuale, che non è ancora esplosa, io credo non sia un fuoco di paglia, rimarrà al limite, e già sta succedendo, integrata in un altro tipo di esperienze. Oggi in qualsiasi museo quasi abbiamo delle esperienze virtuali che si possono fruire attraverso questi sensori, questi visori, chiedo scusa, e magari nel futuro questi visori potrebbero in qualche modo smaterializzarsi o diventare molto più leggeri. Ritengo una cosa fondamentale. Io credo che il videogioco del futuro, e questo prendetela come previsione, mantenga salda una cosa: non sarà la cosa esclusiva, non esaurirà il settore, ma il videogioco condiviso, l'esperienza multiplayer online rimarranno tra i pilastri fondamentali. Cioè, anche se uno è a casa da solo nella propria cameretta, giocherà tanto, se non soprattutto, vorrei avere le statistiche per farvelo vedere, giocherà con qualcun altro. Questo significa che è un'esperienza sociale? Sì. Questo significa che è una buona esperienza sociale? Lo vedremo. Grazie mille, grazie ancora una volta al professor D'Ambrosio, che è stato qui con noi e ha portato delle testimonianze molto preziose per il nostro festival e degli spunti importanti per Emilio Cozzi in collegamento con noi. Prima di salutarci ci teniamo però a condividere con tutti voi alcuni commenti che sono arrivati. Un commento da una mail da parte di Roberto dice: un particolare plauso per la modalità e il format della manifestazione che mi permette di partecipare da 500 km di distanza. Finora sono stato particolarmente colpito anche dalle relazioni a cui ho assistito. Doppio complimento agli organizzatori e ai relatori. Susi da Facebook ci dice: grazie a incontri illuminanti, relatori fantastici. E infine Giovanna da Piacenza commenta dicendo: grazie per questi appuntamenti così diversi ma che danno un quadro completo sulle varie sfaccettature del gioco d'azzardo. E questa era veramente la nostra intenzione, visto che oggi è anche l'ultima giornata, ma vi invitiamo a rimanere ancora con noi naturalmente. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo incontro in programma, il cui titolo è Confrontiamoci. Mi correggo, l'orario sono le ore 15, quindi facciamo attenzione a questo aspetto. Lo trovate anche naturalmente sul nostro sito www.cambiogiocol6.it. Ringraziamo ancora una volta Emilio Cozzi per essere stato con noi. Grazie mille per questo incontro veramente interessante e importante, finalizzato ad aumentare la nostra consapevolezza sulla pervasività dei videogiochi nella nostra vita. Se ne siamo più consapevoli, ne siamo meno giocati e maggiormente giocatori. Quindi grazie Emilio Cozzi, arrivederci. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti, grazie. Arrivederci. Buona continuazione di giornata a tutti.